Un bar di penne nere ieri sera al villaggio degli Alpini di Biella, a dimostrazione del grande abbraccio di Veci e Boce per la città piemontese. Ma già questa mattina di buon'ora tutti erano operativi al bar, colazioni col sorriso che hanno colpito anche chi vive per la prima volta una donata alpina. Top, super. Abbiamo la prima esperienza, ma top di gamma. Ma è quando entri negli accampamenti che percepisci lo spirito della comunità riunita sotto il cappello con la penna. Quindi lì adesso cosa state preparando? L'acqua per la pasta asciutta, facciamo la matriciana oggi. Sono appena le 9. Ma bisogna prendersi per tempo. Per quanta gente la fa? Saremo in 35. In quanti siete qua? Ma una trentina finora. Visto così sembra quasi di entrare in caserma. Sì. Sì. Un Sì. po' di nostalgia. Un bel po' di nostalgia. Nostalgia canaglia. Bravo. Cortili, piazzali, ma anche immobili offerti agli alpini da diversi imprenditori biellesi. Possiamo dire che lei è proprio il ponte tra Biella e il Veneto e Schio. Sì. Perché? Perché io sono di Biella, però vivo con la mia famiglia a Schio da 10 anni per lavoro e faccio scuola a Biella a Schio e allora ho messo a disposizione quest'area per gli amici alpini veneti. Ma la donata è anche l'occasione per spolverare piccoli tesori come questa Bianchi anfibia progettata per gli alpini e ricordare momenti unici della propria giovinezza. Ho fatto il militare a Feltre in officina. Quindi la moto l'ha riparata più che guidata? Sì. Più difficile riparare una moto o un CM52? No, praticamente i camion li mandavano tutti a Belluno e lì a Feltre facevo niente. Oppure ricordare un grande alpino come Giancarlo Gentilini. Domani sfileremo anche, voglio dire, con una dedica speciale, di sfilare assieme con lui. Per lui era un grande alpino, un grande uomo, un grande personaggio. Accampamenti dove si condivide tutta la precarietà del momento e tutto in allegria e anche con molte donne. Tutti uomini. Tutti uomini ma anche donne? Bene. Le donne come sono trattate dagli alpini? Bene. Come un fiore. Gli uomini a sfilare, le donne a lavorare? Sì, bello, bravo. A festeggiare! No, ma anche gli uomini sono bravi, non solo le donne. Anche i nostri uomini. I nostri alpini sono bravissimi e ci danno una mano in tutto. Siamo qui per stare insieme e festeggiare. Adunate che hanno anche il potere di rinsaldare i matrimoni. Però il problema è che qui ci sono poche donne e tanti alpini. E il resto come funziona? Qui i matrimoni si rinsaldano o si risolvono? No, finora nel nostro gruppo è andato tutto bene, si sono sempre rinsaldati, siamo sempre stati bravi, siamo tornati a casa tranquilli, pacifici. Anzi, ritorni dopo 4 giorni che non sei a casa, che non hai moglie, figli e tutto, quando ritorni a casa sei più motivato.